istituzionali. Questa la parte legata alle deleghe conferite agli assessori. Ora passo alla parte relativa all'illustrazione delle linee programmatiche e nella strutturazione dell'esposizione delle linee programmatiche di mandato ho scelto di iniziare questo intervento da una locuzione prevista nel nostro statuto regionale, la responsabilità nei confronti delle nuove generazioni, prevista nell'articolo 8 e 9 del nostro statuto regionale, una responsabilità che ci chiama a guardare avanti, a una politica che non guardi al giorno dopo, ma guardi alla prospettiva dei prossimi decenni, alla responsabilità che tutti gli organi istituzionali si assumono nei confronti delle prossime generazioni in una visione prospettica. È la nostra la responsabilità, quella di guardare alle prossime generazioni, quella di guardare avanti, quella di guardare lontano. Proprio per questo ho deciso, sia nella stesura del programma di mandato, sia nella stesura del programma elettorale, nella fase di campagna elettorale, ho deciso di partire dall'analisi di alcuni trend demografici, di alcuni dati statistici. Il primo tra tutti, quello della longevità della vita, dell'invecchiamento della popolazione. I dati ci dimostrano un aumento pronunciato della longevità della vita, passiamo da un 22% di over 65 nel 2023 a una proiezione di oltre il 33% di over 65 nel 2043. È un dato sicuramente positivo perché significa che la qualità della vita sta permettendo anche una maggiore longevità della vita stessa, ma non possiamo pensare che questo dato, che questo trend demografico non porti con sé una serie di conseguenze che noi dobbiamo valutare, dobbiamo anticipare, valori che noi dobbiamo osservare per porre in essere le politiche attive migliori per affrontare questa sfida, la sfida dell'invecchiamento attivo, che è una sfida vera e propria. Proprio per questo ho scelto di indicarlo esplicitamente nelle deleghe che ho conferito all'assessore al sociale, la realizzazione e la promozione di residenze per anziani attrezzate, una valutazione anche da un punto di vista urbanistico. Dobbiamo cominciare a studiare sempre di più, cosa che già è stata fatta, ma ovviamente nel corso dei prossimi anni questa sfida demografica ci chiamerà a farlo con ancora maggiore interesse, un'urbanistica sostenibile, quartieri inclusivi per le non autosufficienze, residenzialità che permettano una rete di supporto anche dal punto di vista sociale, tenendo conto di una popolazione che invecchia, e questa valutazione sarà fondamentale per orientare le scelte che noi faremo nei prossimi anni. Proprio per questo ho scelto di indicare un assessore al sociale che si occupi in maniera specifica di tutto questo. E quindi, a maggior ragione, per l'aumento della longevità della vita, l'aumento che ci sarà statisticamente anche delle patologie croniche e degenerative, noi dovremo studiare un Veneto che si prenda cura di tutti, e il sociale orienterà le scelte anche negli altri assessorati, quindi sicuramente il tema della sanità ovviamente è strettamente connesso al sociale, il tema dell'urbanistica, lo sviluppo di strutture residenziali capaci di accogliere una società che invecchia e che è più longeva. Altro dato, quindi oltre a quello che ho citato precedentemente, è quello della solitudine. Oltre la metà dei nuclei over 85 sono nuclei soli e l'aumento esponenziale crescerà nel corso dei prossimi anni. La solitudine è una sfida che non è più di serie C, diventa una sfida centrale nell'agenda politica della nostra regione. Per affrontarla noi dobbiamo cominciare a valutare sempre di più, cosa che già è stata fatta, una trasformazione socioculturale del concetto di cura, che non è solo cura dei sintomi, sarà sempre di più cura dei bisogni fisici e psicologici dell'essere umano, in cui il contesto di comunità locale deve rappresentare un patrimonio fondamentale per garantire anche ai soggetti soli l'attenzione che meritano e soprattutto la cura dei loro bisogni psicologici. La rete di comunità locale rappresenta per me, ma sicuramente per tutti voi, e qui non faccio alcuna distinzione tra destra e sinistra perché moltissimi consiglieri regionali provengono da storie di amministrazione locale,
la rete delle amministrazioni locali deve e dovrà continuare a rappresentare un patrimonio fondamentale per la società del futuro. E noi questo dobbiamo difenderlo tutti, da destra a sinistra. Oltre il 55% dei giovani d'oggi, degli adolescenti di oggi, riconosce tra i propri coetanei un disagio psicologico. Altro tema che ho voluto portare al centro nella campagna elettorale, ma che voglio soprattutto portare al centro dell'agenda politica. Il disagio giovanile è un tema da affrontare con coraggio, è un tema che non può essere oggetto di strumentalizzazione, ma che deve essere portato al centro dell'agenda politica, sociale e sanitaria. Oltre la gran parte delle ULSS ha registrato una presa in carico tripla di adolescenti rispetto a 5 anni fa per quanto riguarda il tema del disagio giovanile. E quindi è fondamentale favorire nel corso del tempo sportelli di ascolto nelle scuole e locali e soprattutto figure professionali adeguate per affrontare questa sfida, che è una sfida della nuova generazione, una sfida che riguarda tutti noi, se vogliamo costruire un futuro dignitoso. La sfida dei servizi per la prima infanzia e i servizi educativi, che rappresenta un punto centrale del nostro programma di governo, e proprio per questo dobbiamo valutare la possibilità di utilizzare i fondi sociali europei per garantire un sostegno alle famiglie. Dobbiamo anche ricordare che i servizi per la prima infanzia e i servizi educativi in Veneto per oltre 2/3 sono rappresentati da strutture paritarie e non possiamo dimenticare l'importanza che queste realtà ricoprono nel tessuto sociale per la coesione sociale del nostro territorio. Il tema della casa, altra grande emergenza che noi dobbiamo affrontare, proprio per questo dobbiamo garantire insieme agli enti strumentali della nostra regione, gli ATER, gli ESU per quanto riguarda i diritti ovviamente degli studenti universitari, una possibilità di garantire alloggi e soprattutto immobili a prezzi calmierati. Questo è fondamentale. Oggi un giovane di 25 anni non può permettersi l'acquisto di una casa, non può sognarsi spesso nemmeno di poter avere una locazione a prezzi ragionevoli. Quello che noi dobbiamo fare è garantire un aumento di questa possibilità, anche sfruttando le opportunità che ci vengono offerte dalla rigenerazione urbana di immobili inutilizzati. Il tema del terzo settore, anche per questo ho previsto una delega specifica, un settore chiave che in Veneto riguarda oltre 720.000 veneti che dedicano il proprio tempo, in particolare tra l'altro proprio in questo periodo dell'anno in maniera ancora più pronunciata al servizio degli altri e che meritano tutta la nostra attenzione. Abbiamo davanti a noi anche la sfida di una sanità che deve continuare il suo percorso di essere sempre più territoriale, sempre più al servizio dei cittadini, che deve implementare la tecnologia al servizio della sanità, una sfida che dobbiamo vincere tutti insieme, una sanità che risponda all'approccio, l'abbiamo definito riprendendo le parole della Carta di Padova, in universum salus, un approccio olistico che superi anche, diciamo, l'approccio ciclico della One Health che più volte abbiamo sentito, che metta in relazione i punti costitutivi chiave del tema della sanità e quindi sicuramente anche il coinvolgimento delle scuole, sicuramente anche il coinvolgimento delle imprese, la tutela del concetto di sostenibilità, quindi l'integrazione anche nelle politiche, nelle imprese, non solo dell'environment, non solo del sociale, non solo della governance, ma anche del fattore H, del fattore salute. E quindi su questo io voglio fare un grande lavoro con alcuni progetti che abbiamo già in testa per far sì che il mondo dell'impresa e il mondo della sanità siano sempre di più mondi correlati, ma per garantire alla sanità del nostro territorio un impatto importante che venga anche dal mondo dell'impresa. Il mondo dell'impresa deve prevedere nei propri programmi di sostenibilità non solo l'attenzione all'ambiente, non solo l'attenzione ovviamente alla governance, ma anche l'attenzione agli impatti che le proprie attività imprenditoriali riguardano e conferiscono alla salute pubblica. E questo è assolutamente fondamentale, garantire
anche un'attenzione da parte del nostro territorio nei confronti della sanità pubblica, perché anche le stesse imprese possono avere un'attrattività maggiore se aiutano la sanità pubblica, e questo risulta fondamentale per garantire anche un percorso che guarda avanti, che guarda al futuro con coraggio. Il tema della sanità che ponga al centro la persona nella sua centralità, nella sua rete di affetti, garantendo strumenti anche di telemedicina e di assistenza domiciliare che rappresentano delle frontiere importanti che noi dobbiamo percorrere insieme. Il tema ovviamente dell'impresa. Entro il 2030 mancheranno in Veneto oltre 250.000 lavoratori qualificati, una sfida che noi dobbiamo vincere garantendo sempre una maggiore integrazione degli istituti professionali e degli istituti tecnici con il mondo dell'impresa. Soltanto avvicinando i nostri ragazzi, gli istituti professionali, gli istituti tecnici al mondo delle imprese, noi riusciremo a vincere questa sfida e sarà nostro compito poter garantire tutti gli strumenti possibili perché questo avvenga nel più breve tempo possibile. La sfida si vince anche e soprattutto grazie agli istituti professionali. Un ragazzo che sceglie di andare a lavorare all'esito di un proprio percorso professionale è un ragazzo che merita di essere valorizzato tanto quanto un giovane laureato, perché contribuisce al progresso imprenditoriale e lavorativo di questa terra. Questo è un investimento strategico, l'investimento nel capitale umano, che non basta, perché le imprese ci chiedono anche e soprattutto sburocratizzazione. Proprio per questo abbiamo lanciato un tavolo di contrasto alla burocrazia che permetta un coinvolgimento di tutte le associazioni di categoria, possibilmente declinate per settore merceologico, per poter creare insieme un piano condiviso di snellimento delle procedure amministrative e di contrasto alla burocrazia per quello che riusciremo a fare. La valorizzazione dei distretti del commercio, la valorizzazione delle reti innovative regionali, un'attenzione particolare al commercio di prossimità. Qui ci sono tanti sindaci, tanti amministratori di destra e di sinistra, sanno benissimo quanto sia fondamentale il commercio di prossimità, che garantisce vitalità per i nostri territori, che garantisce sicurezza e garantisce un presidio sociale fondamentale nelle nostre realtà locali. Il collegamento con il mondo dell'università. Io ho avuto modo in questi giorni di incontrare le università, di incontrare in questi giorni tra l'altro la rettrice dell'Università di Verona, dell'Università Ca' Foscari e dell'Università di Padova, e con loro ho condiviso l'utilità di aprire un tavolo tra Regione del Veneto e mondo dell'università per rilanciare una strategia di attrattività per i nostri talenti e per poter costruire insieme politiche che spero possano essere condivise da tutto il Consiglio regionale. L'importanza delle infrastrutture digitali e fisiche, fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio, fondamentali per il mondo dell'impresa, e proprio per questo ho collegato questo argomento al tema precedente, che rappresenta un motore di sviluppo fondamentale. Proprio per questo dobbiamo continuare nel percorso che abbiamo tracciato e soprattutto riuscire a effettuare una pianificazione strategica anche affrontando il tema della holding autostradale. Il tema dell'agricoltura e della pesca. Sapete benissimo i dati che riguardano questo asset per il nostro territorio: oltre 7,7 miliardi di produzione, oltre 10,5 miliardi di export agroalimentare che provengono direttamente dal Veneto, oltre il 37% dell'export vitivinicolo proviene dal nostro territorio. Bastano questi dati per chiarire quanto questo settore sia fondamentale e strategico nel nostro territorio, quanto necessiti dell'importanza della Regione, che deve continuare a svolgere un ruolo principale nella gestione dell'agricoltura e della pesca. Sappiamo benissimo che il tema dell'agricoltura necessita di un'attenzione specifica, soprattutto per quanto riguarda la riduzione della burocrazia, l'abbattimento dei costi
delle pratiche per quanto riguarda l'accesso ai bandi di rotazione, per quanto concerne anche il rifinanziamento di primo insediamento che permetterà a tanti giovani agricoltori di poter sviluppare la propria attività imprenditoriale. Il tema ovviamente della pesca, che più volte ci è stato segnalato anche in campagna elettorale, riguarda migliaia di famiglie nel nostro territorio e che merita la nostra attenzione specifica anche tramite strumenti di vivificazione delle lagune. È previsto tra l'altro in maniera esplicita in una delle deleghe. Proprio per questo è importante creare una task force regionale che si occupi in maniera specifica di questo. Il tema dell'ambiente, su questo abbiamo lanciato più volte e accentuato l'importanza della rigenerazione urbana, della riqualificazione, aumentando i punteggi per gli enti locali che svolgono questo tipo di operazioni di rigenerazione e riqualificazione nell'accesso ai finanziamenti regionali, mobilità sostenibile sfruttando le opportunità dell'intermodalità, che rappresenta un asset importante che dobbiamo percorrere, e l'attenzione all'economia circolare. Questo è assolutamente fondamentale. Il tema dell'autonomia, delega che ho ottenuto personalmente, un processo istituzionale importante che vuole avvicinare il decisore ai territori. Oltre ad essere una riforma di carattere istituzionale, rappresenta anche un principio: avvicinare il decisore al territorio, garantire la prossimità del decisore nei confronti del territorio, ma soprattutto sfruttare le opportunità che la prossimità riesce a garantire alla qualità di quell'azione amministrativa. Deve essere un modello di efficienza del nostro territorio. Chi è vicino ai territori, chi, come tanti consiglieri regionali, al di là dei propri colori politici, conosce il territorio via per via, quartiere per quartiere, conosce il proprio comune, ne conosce le aspirazioni, gli umori, le speranze, può svolgere e può attuare politiche attive degne di questo termine. E quindi la prossimità deve rappresentare un valore aggiunto che deve riguardare tutti gli assessorati e tutte le politiche che noi sapremo adottare in questo campo. Penso al tema della montagna, un tema fondamentale per cui abbiamo previsto anche una delega specifica che ovviamente può essere soprattutto conosciuta da chi quel mondo lo vive e lo conosce tutti i giorni, e quindi è necessario affrontare le sfide che abbiamo davanti in ciascun settore con persone che quel mondo lo conoscano, e magari questo Consiglio regionale può essere la sede per confrontarci anche magari per chi non la pensa direttamente come me o come noi, ma che magari quei mondi li vive e può darci le valutazioni migliori per poi scegliere nel migliore dei modi. Io credo che questo sia il compito di un Consiglio regionale. Abbiamo poi il tema della pubblica amministrazione che deve vincere la sfida della digitalizzazione, della prossimità, di servizi vicini al cittadino, di un'agenda digitale che va percorsa nel più breve tempo possibile, ma anche cominciare a valutare insieme politiche di area vasta. Non possiamo più pensare che nei comuni da 5.000 abitanti o da comuni anche più piccoli possano rimanere i migliori talenti della pubblica amministrazione. È normale che un grande dirigente, una persona estremamente preparata, poi ambisca a accedere ad altre realtà. Proprio per questo è importante cominciare a ragionare di politiche di area vasta, cominciare a studiare la possibilità di poter condividere in settori specialistici e tecnici figure di riferimento capaci di offrire la propria esperienza e la propria competenza in favore di più comuni. Penso al tema dell'ambiente, penso al tema dell'innovazione, penso a temi specialistici che meritano di avere figure di altissima qualità condivise tra più comuni. Oltre a questo, l'importanza della sicurezza non è una delega diretta della Regione, ma abbiamo voluto prevedere una delega specifica per questo, per mettere a disposizione dei fondi per la videosorveglianza, per l'accesso nei mezzi di trasporto di figure che possano, soprattutto trasporto scolastico, prevenire fenomeni di bullismo e di violenza che spesso si annidano in quelle realtà, e soprattutto fare una forte campagna di sensibilizzazione e di promozione. Il tema del turismo, che celebri le nostre bellezze, lo faccia in maniera sostenibile e diffusa. Dobbiamo studiare sempre di più un turismo, come abbiamo fatto
negli anni scorsi, che celebri la bellezza di questo territorio e che non faccia dell'identità un motivo per chiudere il Veneto in se stesso, ma faccia dell'identità un motivo di orgoglio del Veneto nel mondo. Il Veneto deve essere protagonista nel mondo, nelle istituzioni nazionali e nelle istituzioni internazionali. Questo è una forte sfida di standing internazionale che il nostro Veneto ha già iniziato e che deve essere percorsa a tutta velocità. Il tema della cultura e dello sport, che devono essere viste anche e soprattutto, e i sindaci qui presenti lo sanno, come infrastrutture sociali, strutture che permettono al nostro territorio di fare un salto in avanti importante nella valutazione delle politiche attive locali, strutture che educano, che uniscono, che abbattono muri e pregiudizi, che permettono il dialogo, che è un fattore fondamentale se si vuole amministrare in maniera seria un determinato territorio. 290 musei, 706 biblioteche, 327 teatri. Questo patrimonio è un patrimonio che dobbiamo difendere perché è un patrimonio di tutti. Oggi noi abbiamo davanti un'altra grande sfida, quella dell'investimento nella partecipazione giovanile. E proprio per questo, questa sfida che ci chiama tutti a combattere, abbiamo scelto di prevedere una delega specifica che io ho dato ad un consigliere delegato che tra l'altro svolge il ruolo di insegnante. Io credo che la scuola sulla partecipazione giovanile, anche la possibilità di collaborare tra enti e ovviamente le scuole, enti pubblici e scuole, possa essere un fattore, un'interazione fondamentale per garantire la partecipazione giovanile, recuperando anche il ruolo dell'insegnante, un'autorità che secondo me deve essere ripristinata, la cui autorevolezza deve essere ripristinata e che deve rappresentare un modello fondamentale per garantire la partecipazione giovanile del nostro territorio. Un Veneto quindi protagonista nelle sedi che contano, e anche per questo mi piacerebbe lanciare una cabina di regia per garantire anche un impegno interpartitico ovviamente alla promozione del nostro territorio nelle sedi che contano e quindi fare fronte comune nelle sfide che interessano il Veneto a tutti i livelli. Concludo il mio intervento cambiando un po' il protocollo. Io di solito magari si presentano delle proposte di legge. Io oggi voglio prendere una proposta di legge dell'opposizione, quella sui caregiver, già presentata nella scorsa legislatura, oggi ho visto che è stata ripresentata. Io chiedo un impegno a questo Consiglio regionale partendo da quel testo base, magari proponendo qualche emendamento migliorativo, qualcosa che si può sicuramente sistemare, qualcosa che si può sicuramente migliorare, di approvarla insieme entro 6 mesi. Io credo sia un impegno che questo Consiglio regionale deve assumersi nei confronti di persone che si prendono cura di un familiare. E magari può sembrare un po' irrituale, ma a me non interessa che ci sia davanti il mio nome. Il mio nome in quella proposta di legge può anche non esserci, può essere secondo, terzo o quarto, così come spero il nome di ciascun consigliere regionale. Quello che conta è che i risultati per questo territorio arrivino. Quello che conta per me non sarà mai la visibilità di metterci la firma per primo, perché metterci la firma per primo magari può permetterti qualche articolo di giornale per qualche giorno, fare qualcosa che resta per il Veneto e per i veneti durerà per sempre. Guardiamo insieme lontano. Grazie a tutti.